Euroregione News. Codroipo Camino, la fusione referendum. Dopo il positivo passaggio dal Consiglio regionale ho incontrato i sindaci Nicola Locatelli e Fabio Marchetti. Sono create le condizioni per tutelare le nostre due comunità, anche se hanno dimensioni diverse, rispetto ad una onda lunga che sta interessando lo Stato e la nostra regione di impoverimento delle autonomie locali, dei comuni, che sono l'istituzione che i cittadini sentono più vicino, per evitare di togliere potere ai nostri cittadini e rappresentatività ai nostri cittadini. Abbiamo deciso di creare un ente che sarà più forte e che avrà le condizioni principali per rispondere meglio e prima alle esigenze dei nostri cittadini. I consigli comunali di Codroipo Camino al Tagliamento non hanno manifestato nessun voto contrario per questa fusione. Non stiamo parlando solo di benefici economici, perché nei benefici economici è chiaro che nessuno ci rimette, non ci rimette Codroipo, non ci rimette Camino al Tagliamento, ci guadagnano tutti i cittadini e le cittadine di questo nuovo comune. Ma soprattutto dal punto di vista immateriale, cioè del fare comunità, non cambierà assolutamente nulla. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.